Dal Senato al Governo, Palazzo Thiene, bene pubblico museale, continua il suo percorso. La palla, dopo l'ordine del giorno approvato al Senato, ora è in mano al Governo, che attraverso il sottosegretario veneto dell'Economia e delle Finanze Pierpaolo Baretta non si sottrae ed anzi, sentito ai nostri microfoni, specifica. Le opere d'arte sono quasi tutte vincolate e quindi non sono alienabili, sono di proprietà dello Stato. Ciò varrebbe quindi per i dipinti dei grandi maestri del passato, dal Tiepolo al Tintoretto, le collezioni di antiche oselle, le monete della Repubblica di Venezia, insomma per quei tesori inestimabili contenuti all'interno di Palazzo Thiene. Altra questione invece è il patrimonio immobiliare e qui la faccenda si complica. Il patrimonio immobiliare invece può essere distinto sia in una parte che può essere ceduta ed un'altra che invece ha un valore storico, un valore culturale e quindi dovrà ritornare alla collettività. Insomma, il rischio potrebbe essere che le opere d'arte all'interno di Palazzo Thiene, essendo inalienabili e dunque dello Stato, siano da queste messe a disposizione di altri musei e il palazzo, opera del 1400 con possenti mura, cortile e prospetto firmati da Andrea Palladio, invece, finisca tra i beni da mettere in vendita. Il governo prende tempo, occorre, dice, un inventario, ma rimane possibilista. Abbiamo bisogno che si distingua e si individuino quelli che sono gli immobili che devono diventare di proprietà pubblica e che ritornino quindi allo Stato, ai comuni, agli enti locali e che diventino anche di utilizzo, di possibilità che vengano utilizzati dalla popolazione.